Con noi Oscar Olivo, Patrie Furlane. E allora Olivo, la domanda nasce spontanea. Ferragosto è alle porte, ci siamo lasciati tempo fa per capire cosa stava succedendo e dunque, per quanto riguarda il post bocciatura dei referendum, A per l'abolizione delle UTI, B per la creazione delle 2 province autonome, C per quanto riguarda la sanità, cosa sta succedendo? Ma come effettivamente, buonasera a tutti intanto, come effettivamente sono un po' fers, si vede che senti anche le vacanze, no, o continuing, speriamo che le robe si potete tornare a chiappare mani, non si stia impegnando, soprattutto come Patria Furlane, col referendum, il comitato dal no, col referendum che si spera al venerdì così si sente. Possiamo dire che le vostre truppe si stanno spostando sull'altro fronte, no? Diciamo che è iniziata la campagna d'autunno in vista del referendum istituzionale a livello nazionale. Secondo noi, magari le robe non sono le Adis, ma secondo noi il primo passo è di partire il risultato dal no. Dopodiché poi stai che a livello regionale al potere di Nassial se o rivin a mettersi ad un. Ecco, la domanda mi permetta, lei ha detto mettisi ad un, cioè cosa vuol dire tradotto? Fare squadra in italiano, no? Sembrava che a un certo punto la galassia dell'autonomia in Friuli Venezia Giulia, sia diciamo quella friulanista da una parte e quella triestina dall'altra, viaggiasse in sintonia su un unico canale. Poi qualcosa, mi permetta di sottolineare, è successo in corso d'opera nelle ultime settimane. È una bella domanda non vuoi stiampare, però a queste sono domande che perché che interessa Friuli è interessantissime, ho vorrei di rispondere appunto al mese di settembre, non per stiampare perché comunque le risposte le hai, o sai a ciò che si riferisce. Allora, qualcuno di noi, non di noi di Patria Furlane, qualcuno che a manco in prime battute al dis di Tigni al Friul, però il slogan caleggial che ogni tanto al venchi bisogna riesca a di girare di 4 bande delle loro bande, perché gli smonadis non sia di dili, se mi fermi dove chi, e ciring di morosà su altri fronti che non sono proprio che partono l'interesse dal Friuli. Allora su questo ho sperin che col no, con le vittorie dal no al referendum sulle modifiche costituzionali, al potere di permetti sicuramente, se questo avesse succedere, permetti che qualcuno, in particolare l'onorevole Serracchiani, cominci a preparare le valise, parla in altri sbandi, non sai dove che pola, per noi e pola dove che a chiesa comunque. Certo. Senta, però, allora... mi permetta, però secondo il mio reuma preferito, lei sa che il mio reuma preferito è molto più avanti rispetto ai sondaggisti, pare che non ci sia poi questa, diciamo così, tanto paventata anticipazione della chiusura delle Camere anche in caso di no da parte del referendum. Cioè qualcuno dice che dovrebbe esserci un no secco, nel senso un 70-30, che potrebbe mettere, come si dice, Renzi in crisi e di conseguenza rimettere l'incarico al capo dello Stato e a sua volta sciogliere le Camere per le elezioni anticipate. Secondo i rumors, i ben informati invece, pare che anche in caso di sconfitta Renzi andrà avanti magari con meno baldanza, però andrà avanti. C'è poi da succedere per noi, per esempio, intanto al vincere il no a manco lo tirino un po' di aria, un po' di flat, perché le pore che l'IS regione a stato speciale e vedi di patire una sorte che non si auspica, che non si di che, a manco che sarà un momentino spostato in davanti. Perché comunque se continua a governare il PD o si sempre sotto di chi sta forte. Per Patria Furlane c'è Ma la forca ha 3 denti o quella normale? Saranno anche 4, questa trosche sono... Ah, non è quella che si va per i campi a tirare sull'erba? No, a sticare. No. Ho capito. Quella che si andava nell'orto a vangare, è un altro tipo di forte.
però per patria furlane e per tutti i furlanisti, certamente prima non alle selezioni e mi ora lei perché manco lo può pensare di partacchiare il risultato. Certo, anche con questa legge elettorale? È un problema sì, perché mi permette, no, i telespettatori vogliono un po' un cambiamento, no? In Italia questa sciagurata e ormai anomala repubblica non delle banane ma dei kudumars, visto che così mi voglio legare in Marilenghe, ha bisogno di un cambiamento chiaro e trasparente. Però se dobbiamo andare con tutto rispetto a eleggere, anzi a giocare la schedina, invece di andare a votare andiamo a giocare la schedina in base al coefficiente UEFA dei vari partiti, si manda su Tizio, Caio, Sempronio. E se vince non schianza di web. Sì, allora mi permetta di dire, i Senzari Vasle, e ven proprio di là a disencusare, a infossarsi di modi ploi. Questi sono i grandi problemi. Comunque speriamo manco diventiamo un po' più tempo per poter organizzarsi meglio, perché comunque se il Furlan, se il Friuli la deve un inning di aia per poter anche resistere, per resistere bisogna che venga all'est sia in regione che magari anche a Roma quando sarà, delle persone che non vedono come cittadinanze furlane e nazionalità italiane come che le hanno, ma che siano veramente dai furlans che vanno lì a lavorare per il Friuli. Difficile, purtroppo le tentazioni romane è forte per noi, non per noi, perché noi possiamo dire di sei dei duri pure. Insomma, il triangolo delle Bermude italiano non si smentisce, perché si sa che quando si entra lì non si esce più, o si esce come ministri o qualcosa del genere, ci si salva, magari qualcuno si è salvato, come si dice, la pelle, per non dire altro, perché cambiare? Perché cambiare poi? Funziona tutto bene in Italia, i soldi ci sono, non ho capito perché bisogna cambiare. Perché dobbiamo dare il contentino ai friulani? Ma sono l'ultima provincia dell'impero, buttati lì, c'è ancora la Jugoslavia secondo qualcuno, a Mestre bisogna tirare fuori ancora il passaporto, dai. Fevelà con Omar Costantini è sempre cambiata l'aria, è cambiata l'aria. È sempre un piacere perché ti stice, è cambiata l'aria. E ti stice e ti toglie te coscienza. Qualcuno si era abituato troppo bene in mia assenza. Grazie, grazie a Oscar Olivo per la sua partecipazione.